Buonasera, buonasera in diretta dopo il telegiornale di Treviso, come sempre, come ogni giorno, 20 e 10. Approfitto per ricordarvi che alle 21:15, come ogni lunedì, questa sera c'è anche Ring, tanta carne al fuoco ovviamente sulla politica e l'economia, parleremo anche molto di tasse. Ma a 20 e 10 invece torniamo a occuparci, l'abbiamo già fatto in queste settimane, del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, perché ormai ci si avvicina, meno di 30 giorni, al 1° dicembre, alla data fatidica. Allora torniamo un po' a occuparci del perché sì o perché no, perché divisi o perché uniti, e lo facciamo con le due posizioni chiaramente opposte. Gianangelo Bellati, presidente del Movimento Venezia Autonoma, quindi per la separazione, e Gianfranco Gramola, buonasera. Buonasera. Portavoce dell'associazione Una e Unica, che quindi insomma già nel suo titolo dà il manifesto di come la pensate. Allora, la prima cosa che vi chiedo è, manca meno di un mese, com'è la sensazione, Gramola? Ma la sensazione è che comunque stiamo discutendo di una cosa che per noi è incredibile, nel senso che stiamo parlando dell'11ª città d'Italia per popolazione, una città che tra l'altro ha infrastrutture di livello assolutamente internazionale, e per la 5ª volta dobbiamo ancora discutere di questa cosa che è la separazione, con tutto quello che ne conseguirà per le generazioni future. Cioè non stiamo parlando di una cosa che risolve i problemi domani mattina, stiamo parlando di qualcosa che avrà un seguito di contenziosi, speriamo pochi, se dovesse vincere il sì, però che è assolutamente anacronistica. Quindi voi vi dite, insomma, perché dobbiamo trovarci ancora per l'ennesima volta? È veramente una cosa ridicola questa. Bellati. Ma era nel patto che noi abbiamo fatto. Io ero candidato sindaco all'epoca con il futuro sindaco Brugnaro, ed era uno degli argomenti che che erano stati messi nel programma. Quindi, e nei confronti dei nostri elettori e nel patto con Brugnaro, la cosa era normale, anche perché questo è sì il 5º referendum, ma lo facciamo con la città metropolitana, quindi in una situazione totalmente diversa. Devo dire inoltre che l'interesse che stanno dimostrando i cittadini in questo momento è un interesse che porta a dire che invece è una cosa ben apprezzata, ben voluta. Abbiamo anche visto che ci sono delle tendenze di voto, abbiamo avuto anche il sindaco che avrebbe voluto l'astensione, continua diciamo a propendere per l'astensione, ma non so se questa sia la strategia giusta, soprattutto per chi rappresenta un ente pubblico, e invece noi vediamo la gente che è molto interessata, gente che dibatte, che dice la sua. Noi siamo organizzati per dare informazioni, faremo un convegno dopodomani a San Leonardo, facciamo un convegno alla Scoletta dei Calegheri sempre alle 17:30 venerdì, abbiamo un sito, il sito Movimento Venezia Autonoma, per informare i cittadini, perché stavamo sorridendo prima sui manifesti che sono stati appiccicati e che sono tutti raggrinziti addirittura i manifesti elettorali. Non c'è molta informazione da parte delle istituzioni, e allora noi pensiamo come associazioni civiche di dover diciamo invece bilanciare questa mancanza di informazione, e quindi siamo qua anche per informare. Allora, Gramola, citava prima tendenze di voto, insomma alcuni sondaggi sono usciti in questi giorni, insomma poi lasciano un po' il tempo che trovano. La cosa però chiara è che probabilmente a fare l'ago della bilancia, come è accaduto in passato, saranno gli indecisi. Allora, come si convincono gli indecisi? Ma intanto chiariamo una cosa: fino adesso Bellati, che giustamente si sta spendendo per la causa della separazione, ha parlato del sindaco. Qui non stiamo parlando di sindaco, non stiamo parlando di amministrazione, qui stiamo parlando di smontare una città che ha una struttura complessa, perché parliamo di una città che è capoluogo tra l'altro di regione, che ha un'infrastruttura complessa che si è andata stratificando in secoli e che quindi noi dobbiamo preservare per le generazioni future. Quindi gli indecisi devono solo pensare che non è che si decide oggi per domani perché troviamo la risoluzione di tutti i problemi che attanagliano, e di questo ne siamo tutti consapevoli, la nostra città, ma stiamo semplicemente dividendo un patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato, e noi lo stiamo portando alla distruzione, perché questo è quello che porterà alla separazione alla fine. Quindi se io devo dire a un indeciso guarda che devi riflettere,
perché questa è una decisione che non porta assolutamente delle conseguenze immediate e risolve i tuoi problemi domani mattina. Stai smontando la macchina perché il meccanico ti ha messo le candele sbagliate, cioè mi pare allucinante questa Tra poco cosa. entriamo proprio nel concreto. Bellati, Con Gramola, gli indecisi come si... Ma guarda, con Gramola io la spina del fianco convengo di quelli che poi negli anni hanno sempre... assolutamente. No? Con Gramola io convengo sul fatto che questa cosa qua riguarda le generazioni, non solo la nostra, le generazioni future. Tant'è che di fatto, se noi guardiamo, da 45 anni, signori, coloro che hanno voluto il no continuano a dire che il no, cioè il mantenere il comune unito, sarebbe stata la soluzione di ogni problema. Invece io vedo una città di Mestre dove ci sono tasse sempre più alte, basta guardare le città vicine che hanno tasse molto più basse, tasse locali intendo dire. Venezia è Disneyland, è sempre più Disneyland, lo sappiamo tutti, ci viviamo, coloro almeno che ci vivono, invasa da un turismo fuori controllo, ma soprattutto dal primo referendum abbiamo perso 100.000 residenti. Cioè da 45 anni il disastro del comune unico è stato sicuramente uno dei fattori che ha contribuito alla perdita di un sacco di persone abitanti nella città di Venezia, 100.000, ma anche nella città di Mestre. Quindi quando noi adesso parliamo delle ipotesi future, non dimentichiamoci della realtà che stiamo vivendo. Il futuro è futuribile, vedremo cosa succederà. Intanto noi siamo sicuri del disastro che abbiamo oggi. Assolutamente non è vero. Intanto perché la popolazione sta calando dal 1954, Bellati, e questo lo sappiamo perché ci sono i dati di statistica. Non c'era Airbnb, non c'era la pressione turistica che abbiamo oggi, non c'era una crisi del commercio che abbiamo oggi. Oggi noi ci stiamo confrontando con una crisi che è dovuta non solo al fatto che abbiamo un calo demografico e un invecchiamento della popolazione, abbiamo una riduzione del potere di acquisto delle famiglie, tant'è che la Presidente oggi della Confesercenti ci ha spiegato che stanno chiudendo 14 negozi al giorno. 14 negozi al giorno con un potere di acquisto in riduzione, un tasso di natalità del nostro paese che è l'ultimo al mondo per natalità, e voi andate perpetrando questa soluzione magica per cui la separazione risolve queste cose. Questo non è serio, questo è illudere i cittadini di poter trovare delle soluzioni quando invece i problemi sono di ben altra natura e non riguardano il comune. Questi sono problemi che riguardano la società, la tecnologia, le dinamiche globali e non solo quelle di un localismo che ormai siamo arrivati al punto e ci spartiamo anche i diversi angoli delle strade e abbiamo risolto tutto. Il mondo chiede integrazione, chiede sinergie, non questo. Tutte le città stanno aumentando, hanno aumentato nel periodo in cui noi abbiamo diminuito la popolazione, hanno aumentato la popolazione. Sappiamo che il trend, adesso io ho parlato, il trend è quello di aumento del trasferimento delle persone dalle campagne, dalle montagne alle città, per cortesia è così, questa è la realtà. E se per lei è normale, io prima l'ho lasciata parlare, se per lei è normale che da 150.000 abitanti Venezia ne abbia 50.000, beh allora guardi, non so se possiamo... Normale. È normale per lei? Non è normale. Ma non è normale, ma non c'è. Questa cosa è cominciata nel 1954, non 40 anni fa col primo referendum per la separazione. Scusi. Lei sta millantando che le cause del calo demografico della città siano imputabili al fatto che abbiamo un comune unico, quando tutti sappiamo che nel dopoguerra abbiamo avuto uno sviluppo economico, sociale, culturale, che ci ha posto all'interno di un panorama europeo in una posizione di preminenza. Quando Venezia ha perso abitanti era un momento in cui tutte le città ne stavano guadagnando e noi abbiamo voluto a 335.000 abitanti nel comune di Venezia. Abbiamo voluto pervicacemente continuare a non capire una cosa semplice che tutti i cittadini che allora stanno guardando non hanno fatto il referendum già nel 1960? Che due città diverse hanno diritto di avere due amministrazioni diverse in maniera tale che si possano occupare l'una dei problemi di Mestre e l'altra dei problemi di Venezia.
Cosa c'è di male, anzi per la democrazia, ad avere delle amministrazioni vicine? Le ribadisco, lei al sta cittadino. millantando che la separazione creerà delle amministrazioni qualitativamente superiori a quelle che abbiamo avuto oggi. Cosa che non è possibile, lei non lo può garantire. Lei sta garantendo che il fatto di avere due comuni amministrativamente separati possa essere negativo. Mi dispiace, Scusi, lei sta ma smontando lei parla una della macchina. realtà. No, io sì. le parlo della realtà perché parlo dei numeri, Bellati. Lei parla di sensazioni. Io di sto cose. dicendo che lei il non passato... lei non sta parlando dell'amministrazione, sta parlando della struttura del comune. Cerchiamo di È fare una un cosa ping pong. diversa. Ok, Benissimo. Bellati. Allora, Gramola giustamente fa delle riflessioni su quello che è stato il passato, ma fa soprattutto delle riflessioni su un futuro che si immagina lui. Perché è lui che dice che la creazione di due comuni sia negativa. Perché dovrebbe essere negativa? Quando la dimostrazione della crisi attuale è pervicacemente stata portata avanti da chi voleva il no, e il no ha dimostrato una sconfitta che sta durando da 50 anni e più. Dovevamo dividere al primo referendum, purtroppo sono anch'io democratico, ovviamente, volendo fare il referendum e sostenendo la spada tratta, non me l'ha ordinato il medico, certo, ma il mio senso civico, la mia voglia di risolvere i problemi delle due città. È evidente che noi ci troviamo adesso di fronte ad una situazione, purtroppo, che secondo le regole democratiche ci ha portato a tenere questi due comuni uniti. Speriamo che questo referendum le persone si rendano conto che è inutile continuare così, perché stiamo facendo male a Mestre, stiamo facendo male a Venezia, e che quindi per una soluzione dei problemi di entrambe le due realtà meglio è procedere appunto ad una creazione di comuni autonomi. Dica, se vuole dire. No, io volevo fare, onestamente, perché tra l'altro, no, a parte l'animosità, ma insomma ci sta, Siamo qua. insomma. Però il fatto che un cittadino come Bellati si preoccupi del futuro della propria città è solo che meritorio, quindi assolutamente non è quello il problema. Il problema è sulla base di quali concetti si pone il futuro. Allora, io le dico, Bellati, guardi, con molta franchezza, i problemi della nostra città non si risolvono mettendo in stand-by tutto il comune, perché questo è quello che succederebbe se vinceste voi. Ma cosa intende dire mettere in stand-by? Le spiego, intanto 6 mesi di commissariamento. Ma insomma, abbiamo avuto un anno di commissariamento dopo Orsoni, non siamo morti. Certo, dopodiché abbiamo un'elezione, dopodiché avremo tutti i contenziosi che ci saranno. Non è detto. Ma come non è detto? Allora chiudiamo Canoghera, perché gliel'ha detto anche l'ex procuratore Fortuna. Ma cosa aveva detto? E ha detto Fortuna, ha detto guardate che se non interviene una nuova legge... Canoghera deve chiudere, perché la concessione che riguarda 4 casinò in Italia... E che in questo caso è a vantaggio di Venezia. Esattamente. Allora prende il casinò di Canoghera, deve chiudere, ma siccome, caso strano, il casinò di Venezia aveva aperto Canoghera proprio perché non riusciva a stare in piedi con l'altra sede nel centro storico. E quindi cosa succederà? Che adesso... Concessione del Ministero, giusto? Mi lasci terminare. Cosa succederà? Che fino a che non viene modificata la legge che permette l'insediamento in altro comune della sede del casinò, noi ci ritroveremo a perdere 16 milioni di euro di conferimento netto al comune, e semplicemente Venezia non farà più quei 16 milioni, perché è stato dimostrato nella storia del casinò che ha perso solo fatturato rimanendo a Venezia. Quindi mi pare una cosa già di per sé velleitaria. No? Di Stiamo dando soluzioni di portare Canoghera, il casinò di Canoghera al tronchetto, è una cosa che non va bene. Perché lo sa che io l'ho detto questo, l'abbiamo detto in molti. Allora, no, io sto parlando ai cittadini di terraferma. Tanto per Scusi, ma che vantaggio hanno i cittadini di terraferma ad avere un casinò che viene portato al tronchetto? Scusi, noi abbiamo fatto anche l'ipotesi dei bilanci delle due città proprio separate, che doveva essere stato fatto, invece dal comune non è stato fatto. Semplicemente il comune di Venezia riprende in mano, il futuro comune autonomo di Venezia, il casinò, tenendolo in zona raggiungibile dalle auto come è attualmente Canoghera, lo portiamo al tronchetto. I mancati introiti
che ci sono nella città di Mestre, nel futuro Perfetto. comune di Mestre, saranno bilanciati, per esempio, da meno tasse che i cittadini di Mestre dovranno pagare per la Tari, perché voi sapete che la Tari ha una media che si paga su tutta la regione del Veneto 100 euro a testa all'anno, mentre nel caso di Mestre siamo sui 300, Venezia siamo sui 400. Noi quello che diciamo, Mestre deve essere, lo dico ai cittadini mestrini, a quelli di Marghera, a quelli di Favaro, Carpenedo, noi diciamo che la città di Mestre con tutti i suoi quartieri e tutte le sue realtà deve essere come Treviso, come Vicenza, come Marcon, città normale che può mantenersi con i suoi mezzi, ma noi non capiamo perché Mestre non sia in grado, con una popolazione di 190.000 abitanti, circa 200.000, a mantenersi come le altre città del Veneto. Ha bisogno del casino? No. Restiamo su questo punto di domanda, pubblicità e ci torniamo subito. Rieccoci in diretta, parliamo di Mestre e Venezia, la separazione sì o no. Allora, chiudiamo la questione del casinò. C'era in ballo la chiusura, allora cosa succederebbe con la divisione l'abbiamo detto. Bellati ha detto semplicemente... No, ho detto che una città normale come Mestre si può mantenere da sola. Ma si può mantenere senza casinò, E non Poi ci il sarebbe casinò, problema. diciamocelo chiaramente, era nato in base alla legge, allo spirito della norma, per Venezia insulare. Ecco. Sì, il casinò era nato per Venezia insulare, però alla fine il casinò non stava in piedi, quindi è stato Venezia. portato in terraferma. Quindi la terraferma ha già di per sé un suo valore evidentemente, no? Perché se io Venezia insulare porto il casinò a Mestre perché è terreno comunale, ovviamente ne ho un vantaggio. Banalmente, infatti, la sua proposta è quella di portare il casinò al Tronchetto, giusto? Per esempio. Ecco. Allora, facciamo... Il problema è che sia raggiunto dalle auto. Ma diciamo. dalle auto, ma certo. Che sia allora, facilmente raggiungibile. E allora questa terraferma non è proprio inutile, no? Ma anche alla Venezia, vita grazie di Venezia, no? all'unico ponte, speriamo, vuol dire che rimarrà. improvvisamente troviamo che il traffico veicolare su ruota comunque favorisce anche la città insulare, il che mi pare un'ottima ammissione. Qualcuno Bellati, aveva perché promesso evidentemente anche di cementificare e asfaltare il Canal vuol dire Grande. che c'è, no, quelle sono le buttate Ecco, solite. dai. Ma la questione è che evidentemente c'è un'integrazione funzionale dei due territori, tant'è che è sempre stato così, ed è stato così da quando anche, tanto per dircela tutta, da quando sono stati eliminati i piccoli comuni all'interno dei quali, badiamo bene, c'era il dazio, bisognava esibire un documento di identità per andare dal comune Bravo, di Favaro Mola, sono a perfettamente d'accordo. quello di Venezia o a quello Perfettamente di Mestre. Allora cerchiamo di capire che abbiamo una città complessa, policentrica, piena di ricchezza. La nostra è una città piena di ricchezza a tutti i livelli. Abbiamo un'area industriale che è una delle più ampie d'Europa. Siamo dentro un corridoio europeo di transiti, abbiamo un aeroporto internazionale, abbiamo 2 università, abbiamo di tutto e di più e quindi è un territorio che sicuramente è complesso da gestire. Non nego i problemi, Bellati, non è questo il problema del mettersi d'accordo sulle problematiche, esistono. Tra l'altro lei posta sui social Grazie, le foto degli intasamenti pedonali. Certo. Io ero lì quel giorno, quindi la capisco. Ah, ecco, assolutamente, vede. non è un problema. Allora, io però le vorrei far notare che un mio caro amico separatista, nello stesso momento in cui lei postava quella foto, postava la foto di Sant'Alvise. Richiamando il fatto che fosse un paradiso alle 3 meno un quarto, Ecco. quando io ero bloccato verso Rialto. A proposito Capito? della capacità Ecco. di gestione della città. Ma fatta lei dal quei comune 40.000 Aspetti, posti però adesso letto, facciamo parlare lei Bellati. 40.000 Facciamo parlare posti Bellati. letto, Scusi, non li terminiamo può su un andare. aspetto. Io Prego. vorrei che i cittadini Scusi. capissero che quando noi facciamo i 2 comuni autonomi non mettiamo né il filo spinato, non mettiamo muri di Berlino fra i 2 comuni, saranno 2 comuni che conviveranno come convive il comune di Mestre attualmente con quello di Spinea. Quello di Chioggia, immaginatevi, Chioggia addirittura è un comune d'acqua di fatto, perché ha sì le auto che arrivano, ma è un comune d'acqua perché si affaccia sulla laguna,
come Cavallino, che Cavallino del comune che si è staccato e che vive tranquillamente senza nessun problema. Allora, questi comuni possono ragionare perché? Perché esistono degli enti sovraordinati, per cui non è che quando tu fai un comune ad hoc ti isoli e c'è bisogno del passaporto. Una volta addirittura questo è venuto il Ponte della Libertà, lo potremo solo attraversare col passaporto. No, tu hai la città metropolitana che c'è sopra, c'hai la regione, c'hai lo Stato, l'Unione Europea, quindi l'integrazione è automatica anche con tutti questi soggetti. I costi dei trasporti non succederà nulla perché sono delle partecipate. Il porto è una zona demaniale, è dello Stato, non succede nulla. L'aeroporto la stessa cosa, ma le partecipate, tipo la CTV, che è partecipata dal comune unico, sarà partecipata da 2 comuni come è partecipata da tanti altri. È un'azienda che sta bene. E lei un'azienda perde che è la in equilibrio. maggioranza nel CDA. La maggioranza ce Lei la l'avremo perde. insieme e non è un problema nei confronti dei cittadini della città metropolitana, perché questo era lo spirito della città metropolitana, di lavorare insieme per obiettivi comuni, perché io devo essere monopolista nei confronti dei cittadini degli altri comuni intorno a me. Sicuramente i 2 comuni di Venezia e Mestre avranno l'attuale 76%, se lo dovranno dividere, troveranno delle maggioranze per decidere, ma comunque ricordiamoci che ACTV è un'azienda partecipata, cioè vuol dire, lo dico ai cittadini, partecipata dagli enti pubblici che sono dei comuni, i quali al loro interno decideranno che cosa si farà. Non che dopo vengano fuori cifre farlocche come quelle che sono state pubblicate con il supporto istituzionale di un assessore del comune che ha pubblicato cifre farlocche che sono quelle che si sono trovate sul giornale, sul Gazzettino. Non è così. Stiamo parlando di realtà che sono autonome rispetto ai comuni che le partecipano, quindi non preoccupatevi, pensiamo ad avere città ben governate con un'amministrazione vicina. Io residente voglio contare che sia veneziano o mestrino, oggi domando a voi, ma contate se c'è qualche problema? Gramola, sui trasporti. Allora, sui trasporti quello che dice Bellati non è scrivibile nero su bianco e lo spiego subito. Prima di tutto, cari amici della terraferma, quando avremo i 2 comuni, voi pagherete la carta Venezia o Venezia Unica, quel che è, ok, 20 euro ogni 5 anni al posto di 10 euro. Intanto cominciamo da questo. Dopodiché avete una tratta extraurbana, perché quando passerete da Mestre a Venezia, come è giusto che facciano poi tutti i residenti di Milano e di tutti gli altri comuni limitrofi, pagherete la tratta extraurbana. Oggi andate con un unico biglietto di 75 minuti da Favaro fino a Malamocco. Voi questo non lo farete più. Questo è il discorso, questo è Bellati che mi sta sabotando. E questo è un sabotaggio, Il boicottaggio di Bellati. No, però io posso dire solo una cosa. Modalità Io aereo, modalità aereo. Ringrazio vi ringrazio perché voi avete la capacità di prevedere il futuro. No, e io è veramente sono qua. lei che non se riesce. mi aiutaste a prevedere il futuro di altre cose. È lei che non può dire il contrario, perché No, queste lo posso dire il contrario, c'ho qua i dati. sono regole Ho i del dati. biglietto che lei trova nero su bianco nelle tabelle della CTV. 1, 2, le dico subito anche un'altra cosa. Domanda telegrafica, cioè ai veneziani conviene rompere l'anima ai mestieri e aumentarsi i prezzi dei biglietti le dico a vicenda? subito, no, le succederà di peggio, ma adesso le spiego anche un'altra cosa. Il cittadino veneziano oggi va da Venezia insulare fino all'ospedale all'Angelo con 1,35 euro in treno. Compie lo stesso tragitto che un altro cittadino fa da Venezia insulare a Spinea, ma quello che va a Spinea ne paga 2,70 e sapete perché? Perché il Comune di Venezia ha una convenzione con FS che permette di risparmiare la metà del biglietto. E questa cosa qui non la possiamo mantenere secondo E questa cosa, oltretutto, no. farà a pugni con un altro concetto. Sentiamo. Certo. Voi avete voglia di mettere il casinò al tronchetto e quindi di creare un flusso di veicoli che dovranno immancabilmente attraversare le strade comunali del futuro potenziale comune di Mestre? Possiamo passare? Bene, allora, no, non è questione di questo, è questione che lei ha già messo in chiaro che il comune, l'eventuale comune di Mestre ha degli interessi da mantenere, perché deve mantenere i servizi per 180.000 persone e in qualche maniera dovrà lucrare su quello che è il flusso
che porta a Venezia. Quindi mi garantisce avrete altro che amicizia, Bellati. Allora, saluti. la cosa interessantissima che ho scoperto stasera, oltre alle capacità di previsione del futuro, certo, che mi serviranno, speriamo di restare in buona amicizia, perché avrei delle idee per avere un aiuto sul scoprire il futuro, è che siccome il comune di Mestre, che è un comune, si vede sfortunato rispetto a tutti gli altri comuni del territorio veneto, quindi non è in grado di gestirsi, per passare con l'auto attraverso il comune, per passare con l'auto, siccome il comune ci deve guadagnare, eccola, noi dovremo pagare un dazio per attraversare il comune di Mestre. Questa cosa qua è interessante perché la potremo applicare allora a questo punto a tutto il territorio italiano, lo potremo applicare anche a tutto il territorio europeo. Peccato che vada contro qualsiasi norma di diritto costituzionale, di diritto europeo, libera circolazione delle persone, quindi questa cosa ma non c'entra niente, questo lo sa perfettamente Pensiamo lei. Invece, guardiamo invece propositivamente. Io dico ai cittadini di Mestre, voi potete avere un'ambizione che non è secondo me una grande ambizione, mi pare giustizia, che è quella... Volevo finire di dire questa cosa. Giustizia, di pagare le tasse locali, andate a informarvi, le tasse che pagano i comuni limitrofi, anche al Cavallino che si è separato. A veneziani dico, volete controllare i flussi turistici, volete gestire il vostro bene, che è la vostra vita quotidiana tutti i giorni, volete soprattutto poter sperare in futuro di avere uno statuto, un riconoscimento di specialità che vi permetta di avere delle esenzioni fiscali per ridurre il costo della vita dei residenti e delle imprese che vivono a Venezia, quello della terraferma, volete o non volete, se lo volete salviamo Venezia, però bisogna votare sì, bisogna avere il comune autonomo di Venezia. Gramola, lei l'ultima parola. Io veramente sono sconsolato e desolato di dover sentire una persona che dovrebbe avere tutta la cultura necessaria, assolutamente, no, ma che dovrebbe avere tutte le informazioni, per sapere che questa richiesta dello statuto speciale, primo, volendo la potrebbe chiedere anche adesso il comune, non è un problema, impossibile. Ma a maggior ragione non lo potrà chiedere dopo. Con quale legge, con quale regolamento, con quale statuto? Quante sono le città a statuto speciale che vengono riconosciute adesso in Italia? Quante sono? Lo dica e dica che lei in questo momento non può garantire di avere quello statuto, perché è questa la questione fondamentale. Noi abbiamo bisogno di verità e soprattutto di correttezza nei confronti di cittadini che vanno informati. Dice che noi non dobbiamo lottare perché ci sia riconosciuta la specialità non ho detto Venezia. Questo. Vi lascio a questo interrogativo, ma sicuramente ci rincontreremo perché man mano c'è bisogno di più tempo. Sì, certo. Man mano che ci si avvicina al referendum ci ritroveremo. Grazie allora a Gianfranco Gramola, grazie per essere stato con noi, grazie a Gianangelo Bellati. E allora torneremo su questo dibattito perché appunto il 1° dicembre è il giorno del voto. Grazie per averci seguito, fra pochissimo 21:15 c'è Ring.